Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Spezzaccio Mercato Batman napoletano, come state? Spero tutto bene. Questo video, che so che vi mancava molto, andremo a fare la storia dei club, cioè, per chi è nuovo per questo contenuto, io vi andrò a, diciamo, spiegare a livello di quando sono stati fondati, i presidenti, gli allenatori e il Palmares, ho sempre detto Palmeiras, ma mi sono accorto che ci ho sbagliato. Ehm, cioè quanti trofei ha vinto, quali sono questi trofei e roba varia. Io direi di incominciare subito col video. Allora, come sempre, incominciamo da qual è l'inno, qual è la città dove gioca questa squadra, la nazione, la confederazione, la federazione, il campionato, l'anno di fondazione, il presidente, l'allenatore e lo stadio. Allora, la squadra, l'ho già detto prima, per chi si è perso è il Real Madrid. Allora, il Real Madrid, l'inno del Real. E alla Madrid nada más. Poi la città appunto è Madrid, la nazione in cui gioca il Madrid, il Real Madrid è la Spagna. La confederazione, come tutti i club di ogni massimo campionato europeo, è la UEFA e la confederazione è la RFF. Poi il campionato in cui milita il Real Madrid è la Liga Spagnola 1, cioè come se fosse la Serie A per versione spagnola. Poi l'anno di fondazione del Real Madrid è stato nel 1901, quindi ha circa 123, sì, 123 anni. Poi il presidente del Real Madrid è Florentino Perez, che diciamo ha fatto la storia del Real. Poi l'allenatore attuale è Xavi Alonso. Poi lo stadio in cui gioca il Real Madrid è nel Santiago Bernabéu, che è una capienza massima di circa 81.044 posti. Il Santiago Bernabéu, diciamo, è uno stadio molto tecnologico dove recentemente, qualche annetto fa, il presidente del Real diciamo, l'ha restaurato da tipo 70.000 posti, l'ha trasformato appunto in 81.044, dove diciamo questo stadio è molto tecnologico perché quando il Santiago Bernabéu viene usato per tipo concerti, feste e roba varia. Il campo diciamo viene tolto e per esempio viene messo il palco per i concerti, invece quando appunto serve per le partite viene messo, viene spostato verso l'alto il campo e viene diciamo fissato. Ora passiamo al Palmeiras. Allora, il Real Madrid ha vinto, per chi non lo sapesse, l'ho detto pure prima, il Palmeiras sono i trofei che vince una squadra. Però, vabbè, era solo per dire. Allora, il Palmeiras del Real Madrid è composto da 36 scudetti che ha vinto nella sua storia. I titoli nazionali sono 20 Coppe del Re, quindi tipo la Coppa di Spagna per farvi capire, poi Coppa della Liga, una, ne ha vinta una, poi Supercoppa di Spagna ne ha vinte 13, poi ha vinto anche la Coppa Evan Duran, l'ha vinta solo una volta. Poi ora passiamo ai trofei internazionali, tipo che ne so, Champions, Europa League, questi, diciamo questi qua. Allora, partiamo subito con la vittoria che... Allora, partiamo subito con
15 Champions. Il Real Madrid nella sua storia ha vinto 15 Champions. L'ultima è stata proprio 2 anni fa, sì, 2 anni fa, con la vittoria della 15ª Champions. E, era contro il Borussia Dortmund, sì, Borussia Dortmund, aveva vinto per 2-0. Poi ha vinto 2 Europa League, poi ha vinto ehm, 2 o 3 Supercoppe UEFA, poi ha vinto 3 coppe internazionali. Poi il Real Madrid ha vinto anche 5 coppe del mondo per club, prima del nuovo formato di quest'anno. E poi ha vinto 2 coppe latine, poi ha vinto una coppa ibero-americana e poi ha vinto come ultimo trofeo una coppa intercontinentale, no? Sto dicendo internazionale. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!